cominciamo bene la giornata col nostro notiziario flash per capire cosa succede nel mondo scacchistico. Il buon Abdusattorov ha toccato i 2700 punti, ricordiamo che è l'attuale campione del mondo delle partite rapid di scacchi, che ha rubato lo scettro a Magnus Carlsen, quindi 2700 più che meritati. Intanto vediamo che cosa sta succedendo ad Abu Dhabi. Dal 17 al 25 di agosto ci sarà questo festival internazionale scacchistico dove ci saranno giocatori molto interessanti come Wang Gao, Evgeny Tomaszewski, che ha praticamente 2700 punti, quindi giocatori forti. Purtroppo non vediamo i nomi di Carlsen, Nakamura e compagnia bella, perché sta giocando contemporaneamente un altro torneo. Stiamo parlando del Chess Tour FTX Crypto Cup, che si gioca appunto dal 15 al 21 di agosto. E è interessante capire come le partite sono rapid, 15+10. Vediamo un pochettino chi sono i partecipanti di questo torneo. Eccoli qui in ordine di punteggio: il capitano Magnus Carlsen 2847 punti, Caruana 2820, Ding Liren 2800 praticamente, e via. Nepomniachtchi, Aronian, Ghiri, Krishuk, Mamediarov, Wesley So, Rajabov, Arshila Ferrugia, Nakamura, Svidler, Dubov, e l'ultimo non l'ho mai sentito nominare, sarà mia ignoranza. E sempre al Crypto Cup, secondo Chess News, è quello che è successo veramente in realtà, il buon Praggnanandhaa, per gli amici detto Paradigma, ha battuto Firugia. Insomma, stiamo vedendo partite interessanti, però insomma, essendo partite veloci, comunque hanno sempre una certa valenza. Bene, spero di avervi aggiornati, vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto.